È stato presentato ieri a Nuoro, nell'auditorium della Biblioteca Assata, il documentario L'ispirazione poetica di Grazia Deledda e il Monte Ortobene, scritto e diretto dall'ingegnere nuorese Ciriaco Feddu. Un'opera incentrata sulla figura della scrittrice nuorese, premio Nobel per la letteratura, che vuole sottolineare l'importanza che il Monte Ortobene ha avuto nella sua ispirazione poetica. La scelta del docufilm ha la funzione di raccontare questo rapporto simbiotico con un format che renda la storia interessante anche per chi non conosca la figura della Deledda e l'ambiente in cui nacquero i suoi capolavori. Un evento, quello di ieri, curato dal Comitato Monte Ortobene Ultima Spiaggia con la collaborazione della Biblioteca Assata. Alla presentazione dell'opera hanno preso parte, tra gli altri, l'autore Ciriaco Feddu, Antonio Costa, presidente del Comitato Monte Ortobene Ultima Spiaggia, e Pierina Masuri, preside dell'Istituto Tecnico Salvatore Assata di Nuoro. Nell'auditorium, gremito come non mai, tanti nuoresi che hanno collaborato alla realizzazione del film. Un'opera che, come ha ricordato l'ingegnere Feddu, è stata immaginata in primavera come un atto di ringraziamento verso il Comitato Monte Ortobene Ultima Spiaggia e le attività che questo ha messo in campo a favore di Nuoro e della montagna cara Grazia Deledda. Il film documentario ha visto la partecipazione degli attori della compagnia I Segni delle Radici, guidati da Gavino Poddighe, la partecipazione dei gruppi folcloristici Saludos e Grazia Deledda, mentre Pasquale Mereo ha curato la fotografia e Giampaolo Selloni ha scritto le musiche. Ad interpretare la figura di Grazia Deledda, Valentina Tota, che frequenta l'ultimo anno dell'ITC Sata, istituto che con Feddu ha instaurato da alcuni anni un proficuo rapporto di collaborazione. A breve sarà pronta la versione del documentario in inglese per il pubblico internazionale, ma sono in programma traduzioni in altre lingue. Un'opera che vuole veicolare la figura della Deledda nei circuiti internazionali e farla conoscere alle giovani generazioni, non solo italiane, dal momento che i temi affrontati dalla scrittrice nuorese hanno un respiro universale e senza tempo.